Mi ritrovo sul molo, al porto antico, e ho scelto un punto preciso e specifico per raccontarvi una storia. Sono qui perché alle mie spalle, come potete vedere, c'è il simbolo indiscusso della superba Genova. La storia del faro è una storia gloriosa. Si narra che fin dai tempi antichi i genovesi avessero scelto l'area di San Benigno per una torre di avvistamento dotata di falò di segnalazione nel 1128. Poi nel 300 i genovesi iniziarono a utilizzare l'olio di oliva per un'illuminazione più efficace e funzionò, segnando una vera innovazione. Dai registri si apprende che nel 1449 tra i custodi della lanterna venne nominato anche Antonio Colombo, zio paterno di Cristoforo. Nel 400 addirittura venne visitata da Leonardo da Vinci. Con i suoi 77 metri di altezza è il faro più alto del Mediterraneo. Oggi la luce del faro raggiunge una distanza di 50 chilometri. E per salire fino in cima occorre percorrere 365 gradini. Ed io l'ho fatto. Inoltre un tempo la lanterna di Genova aveva una sorella minore, eretta poco dopo il 1200, era chiamata la Torre dei Greci e si trovava all'estremità opposta dell'arco portuale, probabilmente in questo punto dove mi trovo io in questo momento. Ma dietro ai segreti e alla storia della lanterna si cela un'oscura leggenda. Si narra infatti che il progettista venne ucciso, lanciato nel vuoto proprio dalla cima del faro, affinché non potesse ricreare in un altro luogo una costruzione analoga. Questi erano solo alcuni dei segreti legati alla lanterna di Genova, al simbolo della città. Io vi invito a seguire i segreti di Zena ed iscrivervi al canale YouTube Dario il Leggendario, attivate le notifiche, seguiteci su tutti i nostri canali social. Da Il Leggendario è tutto per oggi, ci vediamo al prossimo servizio.